Sì, l'operazione di oggi ha consentito l'arresto dei 5 soggetti, tra cui Vacante Roberto e il nodo alle prove giudiziarie. Sono state rese probabilmente anche di minore gravità, quale l'arresto domiciliare oppure l'obbligo e quant'altro, però nei confronti dei 5 è stato messo un ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma il dato più rilevante consiste nel sequestro di tanti beni. Sono aziende, fabbrichetti di calcio, locali di ristorazione, tutti beni riconducibili alla Cosca Santa Paola. Sì, il perno su cui è girata tutta l'attività di indagine è Vacante Roberto, che è un personaggio noto a noi delle forze dell'ordine perché ha sposato tanto tempo addietro la figlia di Salvatore Santapaola, che era rappresentante provinciale di Cosa Nostra Catanese e fratello del più noto Benedetto, che è detenuto a regime di quell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Ma è anche sorella, la moglie di Vacante, di due personaggi noti che sono Antonino, detto il dentista, e Vincenzo, anche lui detenuto a regime di quell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Sì, come vi ha riferito già il sostituto procuratore Liguori, che ha coordinato le indagini, si è riscontrata ancora una volta questa recente fattispecie del recupero crediti che si verifica ogni qualvolta il creditore, piuttosto che seguire le vie legali, preferisce riferirsi a personaggi noti delle organizzazioni mafiose, in questo caso dell'organizzazione Santa Paola, in particolare a Vacante e ai suoi più stretti collaboratori, per riscuotere un credito. Purtroppo non sempre si riesce ad avere la collaborazione delle persone e quindi poter integrare anche la fattispecie dell'estorsione.